Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con il nostro focus, il nostro spazio di approfondimento. Allora partiamo con una buona notizia, cioè che vanno avanti i cantieri sulle linee ferroviarie siciliane, non solo il raddoppio della Palermo-Catania ma anche il potenziamento di molti altri itinerari. Ma dietro questa buona notizia con cui abbiamo aperto ce n'è un'altra dietro un po' meno piacevole, cioè che fino a settembre naturalmente i pendolari ma anche, visto che siamo in estate, i turisti troveranno praticamente quasi tutti i treni siciliani chiusi per ferie, con l'unica eccezione delle direttrici Punta Raisi Palermo, Messina e Siracusa Messina. Per tutto il resto si dovranno affidare ai servizi sostitutivi con i bus navetta, con dei pullman che dovranno tra l'altro percorrere anch'essi strade disseminate di cantieri, a cominciare dalla A19, la Palermo-Catania. Quindi disagi in vista per tutti, siciliani e turisti. Di questo parliamo con i nostri ospiti che vi presento subito. In collegamento c'è Giosuè Malaponti del Comitato Pendolari, benvenuto. Salve a tutti, grazie per l'invito. E poi ci dovremmo collegare con Roberto Di Maria, responsabile trasporti ad hoc Sicilia. Eccolo, benvenuto. Buonasera. Ecco, entrambi i paladini, diciamo, dei diritti dei viaggiatori in generale. Allora, partiamo subito da questa chiusura per ferie, un po' l'abbiamo detto scherzando. Forse Giosuè Malaponti, al di là del fatto di tutta questa coincidenza di cantieri e di interventi per il potenziamento, probabilmente non era il periodo giusto. Beh, dico, ci hanno un po' abituati, perché se ricordiamo qualche anno fa, 2016-2017, è stata chiusa nel periodo proprio estivo, da giugno a settembre, la Catania-Siracusa per ammodernamenti. Beh, dico, ben vengano gli ammodernamenti, le nuove tecnologie, le RTMS, dico, che verrà montato in quasi tutte queste tratte ferroviarie, però dico, è anche vero che si potevano scaglionare da un punto di vista e non chiudere circa 900 km di strada ferrata in tutta Sicilia, considerato che su 1400 km di strada ferrata ce ne sono chiusi circa 900, quindi resta solamente aperta la Messina-Catania-Siracusa e la Messina-Palermo, anche se con qualche rallentamento per lavori in corso. Beh, ci sembra strano chiudere proprio nel periodo estivo tutte queste tratte ferroviarie. Si potevano benissimo, dico, magari scaglionare nel corso del 2024, magari tamponando quelle linee, dico, che vedono più traffico dal punto di vista sia pendolare che turistico. Però dico, la stranezza è che andare a chiudere quasi tutte le linee, la Caltanissetta-Agrigento, la Palermo-Agrigento, sì, la Catania. Ora entriamo nel dettaglio. Faccio un esempio: la chiusura dal 10 giugno all'8 settembre della tratta fra Agrigento e Rocca Palumba. I lavori fanno parte di un investimento da 79 milioni di euro per l'installazione di una tecnologia ovviamente moderna, finanziata dal PNRR, che doterà le linee siciliane di un sistema di controllo dei treni uguale a quello delle linee ad alta velocità. Allora, Roberto Di Maria, entrando appunto poi nello specifico di queste linee, tecnologia in cambio però di questi disagi, diciamo, protratti per tanti mesi. Sì, ben venga l'adeguamento tecnologico, però a condizione di avere anche un minimo di garanzie per il servizio a vantaggio dei cittadini, ma anche dei turisti. Noi sentiamo dire continuamente che in Sicilia dovremmo vivere di solo turismo, affermazione sulla quale non sono affatto d'accordo, però poi vediamo continuamente in estate queste chiusure da diversi anni. Noi l'abbiamo denunciato come ad hoc anche l'anno scorso. L'abbiamo evidenziato nei tavoli di confronto. L'anno scorso avevamo praticamente una situazione molto simile, con la maggior parte delle linee chiuse per vari lavori. Considerate che sulla Palermo-Catania, quindi il tratto Bicocca-Fiumetorto, sono in corso i lavori di raddoppio ferroviario. Bicocca-Catena Nuova è chiusa da marzo del 2023 e sarà riaperta all'esercizio ferroviario nel febbraio 2025, quindi 2 anni per un lavoro di raddoppio. Si tratta sicuramente di lavori che porteranno grandi miglioramenti al sistema ferroviario siciliano.
però immaginate cosa sarebbe successo in una regione come la Lombardia se il 65% delle linee fosse stato contemporaneamente chiuso su Certo. tutta la regione. Ma che cos'è Capite che è questa qualcosa... tecnologia ERTMS? Che cosa ci porterà in più? Ma in pratica è un sistema di rilevamento della posizione del treno e di regolazione praticamente dell'esercizio ferroviario, quindi è un modo di fare marciare i treni in maniera sicura e in maniera da poter avere la certezza dei tratti di linea liberi, ed è sicuramente un grande vantaggio tecnologico. Attenzione, perché non aumenta la velocità della linea, perché i tracciati, per esempio della Siracusa-Canicattì come della Agrigento-Roccapalumba, rimarranno quelli che sono, cioè quelli che sono stati realizzati alla fine del XIX secolo. Quindi da questo punto di vista non abbiamo fatto passi avanti. Sicuramente è un grande vantaggio per l'esercizio ferroviario, sicuramente per RFI, ma i viaggiatori, se qualcuno si illude che con questo velocizzeremo i trasporti in Sicilia, credo che rimarrà abbastanza deluso. Ripeto, Stiamo questi parlando di turisti, ovviamente di pendolari che voi rappresentate sicuramente. Un altro esempio è che fino a settembre vengono sospesi 4 treni giornalieri diretti fra Agrigento e l'aeroporto di Palermo, tra l'altro lanciati in pompa magna dal governatore Schifani l'11 dicembre scorso, che era tra l'altro un servizio destinato proprio ai turisti in vista di Agrigento, capitale della cultura, che però dovrà rinunciare a questa alta stagione. Giosuè Malaponti. Sì, allora dico, come sempre la pompa magna nel lanciare servizi che poi vuoi o non vuoi vengono magari cassati per necessità. Guarda, sul discorso dell'Agrigento-Palermo, non è un regalo fatto dalla regione al territorio, sono tutti chilometri in esubero dalla chiusura della Palermo-Catania da marzo del 2023, e quindi in realtà dovevano da un certo qual modo impiegare questi chilometri in esubero, facendo magari delle prove generali sull'Agrigento-Palermo, che è utile quelle coppie di treno che in realtà da Punta Raisi ci portano direttamente ad Agrigento. Non tanto contenti invece della genialata del Genio Express su Palermo-Punta Raisi, dove in realtà con una sola fermata intermedia fra Palermo e l'aeroporto, treni che anche se nel periodo turistico estivo in realtà normalmente viaggiano con poco frequenza, con poca gente a bordo, quando benissimo si poteva dare qualche altra fermata e raccogliere quanto più gente. Quindi stiamo vedendo in realtà con l'ingresso di giugno sono partiti anche i treni turistici, tieni conto il Barocco Line, il Taormina Line, il Cefalu Line, che sicuramente daranno un po' di respiro al turista, però tieni conto che il Barocco Line non so fino a che punto, perché faceva Siracusa-Ragusa, se verrà fatto in treno, ma sicuramente ritorneremo ai tempi delle gite scolastiche con tutti i bus sostitutivi. E infatti stavo dicendo che fino a dicembre anche la stazione di Ragusa sarà soltanto un terminal per bus sostitutivi. Fino a qualche secondo fa stavamo vedendo tra l'altro le immagini della stazione di Catania girate proprio stamattina. Sì, c'era un po' di gente, ma sicuramente non c'è la folla che siamo abituati a vedere in altre città, soprattutto all'estero. Da noi la sensazione è che, e quest'estate è la riprova, il treno è sempre fanalino di coda rispetto ai servizi su gomma. Roberto Di Maria. Ma sicuramente adesso abbiamo il revival dei servizi su gomma, perché in assenza del treno avremo i bus sostitutivi per quanto riguarda il treno, più i servizi delle autolinee e saranno gli unici servizi a disposizione non solo dei residenti ma anche dei turisti. C'è anche una situazione da denunciare in qualche modo. Noi con il Comitato Pendolari facevamo parte di un tavolo di confronto che sostanzialmente il nuovo contratto di servizio entrato in vigore con il 2024 ha praticamente abrogato, per cui adesso sarà difficile per
consumatori e pendolari far valere le proprie istanze nei tavoli istituzionali. In tutto questo vediamo una momentanea almeno penalizzazione del treno, con il rischio che si perdano utenti e che non li troviamo più quando poi questi lavori saranno ultimati. Quindi in chiave di prospettiva è una scelta di campo che sicuramente porterà dei danni, in cui la regione siciliana ha delle grosse responsabilità. Vorrei ricordare che la regione siciliana è responsabile per il trasporto pubblico locale, e quindi un suo intervento nei confronti di RFI per quanto riguarda i lavori che sono attualmente in corso, al fine di scaglionarli, al fine di rendere disponibili almeno la maggior parte delle linee, sarebbe quantomeno opportuno, ma noi non lo vediamo e non lo stiamo registrando nemmeno in chiave futura. Vorrei ricordare che il contratto dei servizi non prevede un incremento dei chilometri di treno, quindi un incremento dei servizi sufficiente a quello che dovrebbe essere sulla carta per quanto riguarda la domanda del trasporto ferroviario, che è sempre in crescita, con un incremento legato soltanto alle nuove linee che verranno messe in esercizio di qui a 10 anni. Quindi capite che la strategia complessiva non è sufficiente per il rilancio del trasporto ferroviario. Allora, intanto chiedo a voi che ci seguite da casa, se siete pendolari, se utilizzate questi mezzi, di raccontarci alla nostra linea 342 745 5005 la vostra esperienza, se state incontrando disagi o meno. E voglio fare un focus sulla lunga interruzione della Dittaino-Catania, iniziata lo scorso anno. È stata necessaria per portare avanti i lavori di raddoppio della Palermo-Catania fra Catena Nuova e Bicocca. Su questo fronte ci sono in parte buone notizie, perché Webuild ha già consegnato a RFI il primo tratto di circa 11 km e ha rispettato i tempi che consentiranno di aprire la linea a febbraio prossimo, quindi nel 2025. Ma per vedere l'intero raddoppio aperto al traffico però bisognerà aspettare, come dicevamo, la fine del 2026 per i lotti da Catena Nuova e Lercara Friddi e il 2029 addirittura per l'ultimo tratto fino a Fiume Torto. Quindi appunto dicevamo tempi che rischiano di fare totalmente disaffezionare gli utenti dal binario. Malaponti. Sì, vedi, proprio l'esempio che hai portato tu, dico, ben venga ormai il primo tratto aperto, però dico, prima del 2020, di febbraio-marzo 2025 non vedremo viaggiare nessun treno, quantomeno sulla Bicocca Catena Nuova. Tornando invece ai bus sostitutivi, dico, vero è, però in realtà ti faccio un esempio che ho vissuto proprio per andare a Palermo in un'audizione all'Assemblea regionale siciliana in quarta commissione. Io non ho preso il treno, ho preso un altro mezzo di trasporto della SAIS, che in realtà in 2 ore e 40 mi ha portato a Palermo. Ho speso andata e ritorno 24 euro, quando invece andando in treno, pur previsto dal contratto di servizio che ci devono rimborsare quando siamo convocati o quando ci convocheranno il costo, ma io devo pagare 34 euro di biglietto andata e ritorno e andarmi a fare 4 ore e mezza all'andata e 4 ore e mezza al ritorno. Allora, per me avevamo chiesto di valutare subito dopo la chiusura della Catania-Palermo la frequenza sui bus sostitutivi, perché se in realtà non ci viaggia nessuno è uno spreco di risorse economiche, uno spreco di risorse chilometriche. Abbiamo fatto, dico, un passaggio con una TV nazionale, in realtà il bigliettaio dell'assistenza della stazione di Catania diceva al giornalista di pigliarsi il mezzo alternativo per raggiungere Palermo. Ti devo dire che ha viaggiato solamente lui e l'autista sino a Dittaino, e da Dittaino a Caltanissetta in treno con il macchinista, il capotreno e il giornalista. Quindi non si ravvede, secondo me, se non c'è frequentazione
non ci ravvede un'interruzione di pubblico servizio e quindi andare a recuperare risorse chilometriche, risorse economiche da poter investire non appena vi è la possibilità. Quindi anche i turisti, dico che per i turisti il bus sostitutivo diventa una sorta di gita, perché se tu posso dire, Siracusa devi andare a Gela, in realtà non è che ti fai la corsetta diretta Siracusa-Gela, devi passare stazione dopo stazione con le stesse fermate che aveva il treno, quindi una corsa di 2 ore con il traffico poi estivo in quelle zone. Quindi per capire bene, Giosuè, tu stai facendo il confronto tra i bus navetta in sostituzione dei tratti interrotti di ferrovie, certo, considerando che poi ci sono ovviamente i servizi di linea degli autobus. Quindi chi è che prende un servizio, deve scendere, risalire, trovare la coincidenza, quando c'è invece alla fine percorrere l'intera tratta su un autobus. E tra l'altro ha un costo inferiore di quello che ti costa poi il biglietto treno. Quindi io ho chiesto e sarei curioso di sapere da marzo 2025 a 2023 a marzo 2024 i frequentatori della Catania-Palermo nel tratto Catania-Dittaino e Dittaino-Catania, almeno per capire se in realtà c'è stata una frequenza o abbiamo sperperato risorse pubbliche inutilmente. Perché se non c'era frequenza bastava chiudere all'esercizio anche con i bus sostitutivi e non c'era, secondo il mio modesto parere, un'interruzione del pubblico servizio perché non c'era frequentazione. Perché sfido chiunque a raggiungere Palermo da Catania e farsi 4 ore e mezzo di viaggio in bus, quando con un mezzo alternativo in 2 ore e mezzo sei a Palermo e viceversa. Sì. Ha un costo anche inferiore. No, chiaro. Roberto Di Maria, su questo punto come la pensa? Ma io vorrei fare una precisazione sulle date che ho sentito poc'anzi. Bene che nel 2025 avremo una bicocca Capenanuova pronta, ma si tratta di 38 km su 180 circa su cui si sta lavorando. Però bisogna dire che l'apertura di questa linea era prevista inizialmente per il 2023 e non era prevista l'interruzione della linea per 2 anni. Dopodiché ho sentito le date e in effetti sono quelle preannunciate dall'RFI di apertura al 2026 della tratta fino a Catanzette e poi successivamente fino a Fiumetorto. Mi sembra che siano date irrealistiche. Perché? Perché i lavori prevedono lunghe gallerie da scavare, parliamo di gallerie che vanno dai 5 ai 20 km addirittura, i cui lavori non sono ancora iniziati, quindi almeno di polverizzare i record cinesi di scavo delle gallerie penso che non ci arriveremo per il 2026. Probabilmente una data più realistica è il 2032 per quelli che sono i cronoprogrammi, se vengono rispettati ovviamente, e per quello che è lo stato attuale dei lavori, che è vero che sono iniziati ma sono ancora appunto alla fase iniziale. Vorrei ricordare che questi interventi possono, appunto come si diceva prima, possono essere realizzati anche a linee aperte. Mi preoccupo però perché in questo momento i lavori sono molto avanti appunto sulla Catenanuova Bicocca. Mi chiedo cosa succederà quando entreranno nel vivo i lavori in tutta la parte rimanente della linea e mi chiedo ancora se la Regione in questo senso sta interloquendo con RFI, perché l'impressione che abbiamo è che vero che ci sono le norme di sicurezza che ovviamente rendono difficile aprire un cantiere mentre c'è l'esercizio in corso, però si può anche fare, ma l'impressione è che le scelte siano molto sbilanciate verso il gestore e non verso l'utenza, e che a questo dovrebbe provvedere l'assessorato regionale alle infrastrutture. Allora, volevo parlare anche di altre tratte, intanto ci dobbiamo fermare, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra pochissimo per continuare a parlare di questa estate senza treni, a tra poco. Eccoci di nuovo in studio per continuare a parlare della quasi totalità delle linee ferroviarie in Sicilia che sono interrotte per cantieri che puntano all'ammodernamento e al potenziamento delle linee, ma intanto per questa coincidenza, dicevamo, quasi tutte le linee, l'abbiate visto, ne abbiamo un po' citate qualcuna, hanno in corso dei cantieri. Ma quest'estate c'è anche un altro treno che si è fermato e si è fermato per sempre. Parliamo della storica Littorina, il trenino
che faceva il giro dell'Etna, che lo continua a fare ma che si ferma sul tratto della Catania-Paternò. Vogliamo vedere insieme l'ultimo treno, proprio il video dell'ultimo treno della Circumetnea che fa il suo ingresso alla stazione Borgo per l'ultima volta. Quindi prego la regia di fare vedere questo filmato, che appunto ormai è un filmato storico che per tanti, ecco. È veramente vietato attraversare i binari. Attention, the train is currently performing maneuvers. It is forbidden to cross the tracks. Attenzione, treno in movimento, è severamente vietato attraversare i binari. Attention, the train is currently performing maneuvers. It is forbidden to cross the tracks. Ed ecco, avete visto, stiamo vedendo insieme, ora c'è anche l'applauso perché c'è stato anche un comitato a celebrare questo momento triste per molti versi dell'arrivo dell'ultima littorina alla stazione Borgo qualche giorno fa, il sabato scorso. Lo vedete, stiamo andando sulla banchina. Ecco, volevo adesso, mentre scorrono le immagini, tornare ai nostri ospiti. Ci sono state varie polemiche, c'è stata anche una petizione con la raccolta di tante firme per evitare questa chiusura che poi alla fine è diventata inevitabile. Giosuè Malaponti, tu un commento su questo? In realtà sono sempre del parere che la storia da un punto di vista ferroviario del trenino della Circumetnea doveva continuare a vivere i suoi 100 e passa anni con il percorso di sempre. Tieni conto che essendo un brontese ho frequentato per anni studiando ad Adrano o quando dovevamo venire a Catania per una qualsiasi cosa bigliavamo la nostra bella littorina, ma anche nel periodo dei pistacchi c'erano le fermate nelle varie contrade, 4 miglia, Passo Zingaro, e per noi, dico, all'epoca ragazzi, era un mezzo che ci estasiava per gli spostamenti. Il fatto che verrà meno, dico, questa possibilità o questa utilità, tenuto conto che Bronte è sempre stato poi tagliato fuori anche dai bus della ferrovia Circumetnea. Allora, per completezza di informazione, diciamo che è cessata la tratta Catania-Paternò per consentire i lavori della metropolitana che tra qualche anno arriverà fino a Paternò, e poi il trenino continua il suo giro per gli altri 90 chilometri se tutto appunto va come si prevede. Dico, non giungeremo più a Catania con la littorina, ma giungeremo con un mezzo più moderno che la metropolitana, però è un peccato cassare quest'ultimo tratto della Circumetnea o della classica littorina. Ecco, che poteva essere forse utilizzato soprattutto più che per i collegamenti dei pendolari, per i turisti, no? Sì, certamente, ma su questo dico Roberto è molto più forbito perché dico hanno seguito ormai da anni l'altro aspetto della littorina che andava da Alcantara a Randazzo, che è chiusa da parecchio anni. Dico, è un dispiacere, dico, da questo punto di vista il fatto che viene meno questo ultimo tratto, però dico... Infatti credo che questa immagine che abbiamo proposto dell'ingresso avrà colpito al cuore tanti così nostalgici che si ricordano appunto l'infanzia. Roberto Di Maria. Ma io, siccome sono un ingegnere razionale e un po' arido, tra l'altro sono originario di Palermo, quindi vedo le cose in maniera più distaccata. Sono sempre per il progresso, ho un blog che si chiama Sicilia in Progress e quindi vedo questo intervento come un upgrade della linea attuale. Vi do due numeri: attualmente sulla Circumetnea da Paternò a Catania circolavano fino a qualche giorno fa 10 treni al giorno. Con questo intervento circoleranno 10 treni, fino a 10 treni all'ora, addirittura 12 treni all'ora per direzione. Quindi stiamo parlando di moltiplicare per 20 la capacità della linea e l'offerta agli utenti. Quindi è un grandissimo vantaggio che si sta realizzando. Forse possiamo intervenire su quello che si sta facendo. Possiamo dire che poteva essere organizzato in maniera tale da ritardare la chiusura della linea storica per quando i cantieri fossero stati più avanti. E farle convivere, diciamo, per qualche tempo.
farli convivere per qualche tempo. Ma è proprio Diciamo mentre però si recuperano tante ferrovie storiche, faceva cenno appunto all'Alcantara, che tipo di ferrovia è questa qua? Randazzo? All'Alcantara Randazzo sì, ma l'Alcantara Randazzo è una ferrovia che potrebbe essere recuperata non solo come ferrovia storica ma anche come servizio ordinario, perché riteniamo che abbiamo creato un comitato proprio per questo. Riteniamo che collegarla proprio alla Circumetnea a Randazzo e fare in modo che da Randazzo si possa raggiungere la costa a Giardini Naxos sia un intervento molto, molto utile per incrementare lo stesso bacino utenza della Circumetnea ed aumentare i viaggiatori che ovviamente da Bronte a Randazzo e poi fino a Riposto calano notevolmente. Quindi potrebbe essere un modo per rivitalizzare questo sistema che sicuramente da Adrano in giù, perché poi si prevede il prolungamento anche fino ad Adrano della metropolitana, proprio qui a pochi passi, sarà un sistema metropolitano. Un'ultima cosa voglio dire, mi preoccuperei anche molto a proposito della linea che viene dismessa, del sedime della linea, perché a poche centinaia di metri da dove vi parlo, ad Adrano, abbiamo la linea dismessa che è sostanzialmente un terreno incolto, ricettacolo di rifiuti, che chiaramente non è stato inserito all'interno dell'ambito urbano, diciamo così. Forse questo è un aspetto che è stato trascurato, tant'è che ho sentito dire di cessione da parte di FCE al demanio del vecchio sedime. Mi preoccuperei di questo, magari pensare di creare delle piste ciclabili, dei corridoi verdi potrebbe essere un'idea positiva per reinserire questa parte di territorio all'interno del tessuto urbano. Diciamo che la Littorina meriterebbe un'intera puntata, magari più avanti gliela dedicheremo. Allora il tempo a nostra disposizione è finito, io ringrazio Giosuè Malaponti del Comitato Pendolare e Roberto Di Maria, responsabile trasporti ad hoc Sicilia. Grazie anche a tutti voi che ci seguite da casa, un buon pomeriggio.